Simone Feudi, obiettivo minimo raggiunto, qualificati per le finali che giocherete in casa. Sì, obiettivo minimo raggiunto, ce lo siamo detti dall'inizio della stagione, partita per partita, guardare sia il gioco che il risultato, quindi oggi penso abbiamo fatto una dimostrazione di forza, abbiamo dato una dimostrazione di forza molto forte, perché comunque Catanzaro è una buona squadra, a parte i 2 gol che sono arrivati da 2 situazioni un po' particolari, penso che il pallino del gioco l'abbiamo sempre avuto in mano noi, quindi volevamo vedere fino a dove arrivava la nostra forza, penso che un buon segnale al campionato l'abbiamo dato, quindi obiettivo minimo raggiunto, per il momento siamo contenti. Grande dimostrazione di forza nonostante un'assenza importante, quella di Paolo Palmacci. Vabbè, certamente Pablito è considerato uno degli attaccanti più forti d'Europa, quindi se non del mondo, quindi penso che la sua assenza manca al gruppo sicuramente, però la nostra squadra è stata costruita anche per le lacune che possono essere quelle degli infortuni dei nostri compagni, quindi siamo un gruppo compatto, unito e ci stringiamo ogni volta che succede qualche, fra virgolette, disgrazia sportiva. Avrete la possibilità di giocarvi 2 trofei di fronte al vostro pubblico. Quanto pesa in questo momento il pensiero della Supercoppa? Primo appuntamento e primo trofeo che si assegnerà a Terracina il 16 agosto. Tutta questione di concentrazione, di prendere la partita e le cariche nel modo giusto. Sicuramente giocare davanti al proprio pubblico può essere un'arma a doppio taglio, perché può crearti tanto entusiasmo, però non riuscirlo a gestire in maniera positiva e pro gara, quindi vediamo. Comunque dai, siamo tutti giocatori d'esperienza, penso che qualche cosa in più, anzi sicuramente l'11° uomo in campo, parlando tra virgolette calcisticamente, ce lo possa dare la Bicciarena, quindi la Bicciarena Carlo Guarnieri, che per noi rimane sempre nel nostro cuore e lo ricordiamo ogni partita che lo giochiamo, quindi se vinceremo lo dedicheremo a lui.